Italia i programmi di sviluppo rurale stanno vedendo in queste fasi l'attuazione. Finalmente si è iniziato ad avere un aumento della spesa in termini di spesa pubblica e quindi di utilizzo delle risorse messe a disposizione. Purtroppo ci sono stati dei problemi legati a delle specificità dovute al nuovo regolamento, ma in questa fase stiamo riprendendo il passo, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi intermedi posti al 2018 per il raggiungimento della riserva di performance. Quali sono invece le principali criticità registrate e quali invece gli aspetti più positivi rilevati finora a livello nazionale? Sicuramente una criticità comune a tutti i PSR è relativa all'attuazione della misura 2, ovvero quella sulla consulenza, poiché l'impianto normativo a livello europeo prevede l'attuazione della misura attraverso un appalto pubblico. È in discussione presso l'Unione Europea una modifica in tal senso per facilitare e poter attuare questa misura anche attraverso altri strumenti. Sicuramente dobbiamo invece sottolineare la buona performance delle misure cosiddette a superficie, quindi per gli impegni agroclimatico-ambientali, per il biologico e per le indennità nelle zone svantaggiate, che presentano invece degli avanzamenti finanziari e delle realizzazioni molto interessanti. Come valuta invece l'attuazione del PSR Veneto anche alla luce dei risultati presentati nel corso di questo anno? PSR Veneto, come evidenziato anche dal capo unità Philip Bush, presenta un livello di avanzamento molto importante, uno dei migliori in Europa, al di sopra della media europea, per cui sicuramente è un vanto per la Regione ottenere un riconoscimento di tale genere. La discussione che c'è stata oggi è stata una discussione molto attiva, molto proficua. Direi che la direzione intrapresa dall'autorità di gestione è una direzione giusta e porterà sicuramente dei migliori risultati anche a breve.